Buongiorno e bentrovati al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. A Messina i soccorritori scavano tra le macerie aggrappati a una sottile speranza di ritrovare in vita i 3 dispersi che mancano all'appello. Una città ferma e che spera ancora, le parole del sindaco Basile. Domani i primi interrogatori degli indagati. Arrestato il presunto autore dell'accoltellamento che ha ridotto in fin di vita un 17enne agrigentino e un 26enne gambiano che sostiene di essersi difeso dopo un'aggressione. E la prima domenica d'agosto, complice il sole e il caldo, le spiagge si riempono di residenti e turisti. Tra tuffi e chiacchiere sotto l'ombrellone siamo stati a Marina di Ragusa, dove il clima che si respira è di vacanze. E con agosto ritorna il grande caldo e con esso riecco gli allarmi. Bollino rosso per ondate di calore a Catania e Palermo, rischio incendi diffuso nell'intera isola. In un'estate segnata dal caldo record c'è una storia che parla di altruismo. A Noto, nel siracusano, una piscina privata diventa spazio di accoglienza e solidarietà, aperta ad adulti e bambini che non possono permettersi il mare. Catania con gli occhi dei turisti in giro per il centro storico, affascinati dalla bellezza dei monumenti. Musei regionali aperti e gratis, un turista napoletano, il teatro romano bello come Pompei. E poi il calcio, Palermo pronto per la tournée in Australia, in programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus. Intanto Ossi dice no agli olandesi della Z Alkmaar per Ranocchia. In Serie C Catania test positivo a Norcia contro il Ravenna, i rossazzurri vincono 3-2 e si proiettano alla settimana che porterà alla sfida ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. Bentrovati, avete sentito, sono ore ormai decisive a Messina dove senza sosta proseguono le operazioni di ricerca dopo il crollo della palazzina Pistunina. I soccorritori scavano tra le macerie aggrappati a una sottile speranza di ritrovare in vita i 3 dispersi che mancano all'appello. Ci colleghiamo in diretta con il nostro Tonino De Mana che si trova sul posto. Tonino. Buongiorno Desiree, buongiorno a tutti. Sottile, direi flebile speranza ormai. È una domenica triste per Messina, alle prese con una delle più tristi vicende degli ultimi anni. Un dolore simile quasi all'alluvione di Giampilieri, quando allora furono 37 morti, 95 feriti e 6 dispersi. Adesso sono 3 dispersi, ma sono anche 3 morti. Le vittime accertate sono Carmelo Leone, 71 anni, proprietario di quel che resta dell'edificio, la sorella Rosa, e Alessia Frazzica, 21 anni, la commessa dell'Emporio Cinese, il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio. Ci sono anche i 3 dispersi che si sta cercando disperatamente di ritrovarli, difficilmente purtroppo in vita. Si tratta di Sara Leone, il marito Santino Magazzù e il collaboratore Lariu, originario dello Sri Lanka, familiari di quest'ultimo che non lasciano il luogo della tragedia, osservano quel palazzo, i resti del palazzo, sperano ancora. Noi abbiamo provato ad avvicinarli, ma loro, anche se chiusi in un dolore composto, non vogliono parlare assolutamente. Tra l'altro la sorella è sconvolta perché sotto quelle macerie di questo palazzo che vedete alle mie spalle doveva esserci proprio lei. Un cambio, il destino cinico ha voluto così. Si scava incessantemente, dicevamo, sotto un sole a picco. Un vigile del fuoco è rimasto, si è sentito male a causa del caldo. Si lavora su 2 fronti, dall'alto nel solaio ma anche dal basso, dal retro, dove si cerca di andare verso l'interno alla ricerca dei dispersi che sarebbero stati individuati. Nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità. In merito abbiamo sentito il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio. Hanno operato i nostri vigili tutta la notte, naturalmente, perché queste sono operazioni ancora di ricerca e salvataggio, voglio ricordare, che quindi non hanno pausa ma sono continuative. E queste operazioni, che pur sono complesse perché vi ho raccontato e vi ho descritto lo scenario del crollo, che è un crollo molto complesso, ritrovare le persone disperse in un tempo più breve. Contiamo nella giornata di oggi perché ci stiamo avvicinando sempre di più e ci sono sempre più indizi che confermano la bontà della strategia adottata. Come sta il vostro uomo che si è accasciato per il caldo? Si è ripreso, il posto medico avanzato del 118 ha subito portato i soccorsi. Sono naturalmente situazioni dovute al forte caldo e alla disidratazione.
Sentiamo invece il dolore del sindaco Federico Basile, che confida anche sull'operato della magistratura. È una domenica che, come da giovedì pomeriggio, ha fatto fermare la città in un momento di riflessione, di apprensione e di speranza rispetto a quelli che dovrebbero essere gli ultimi 3 dispersi che si stanno continuando a cercare, con quella speranza che non viene meno, ma con una consapevolezza che il tempo molto spesso non aiuta. E quindi è un momento particolare per una città che ha vissuto questa tragedia, come dicevo, da giovedì pomeriggio in maniera molto particolare, un po' come se si fosse fermata in attesa di capire come andrà a finire. Adesso sarà il momento anche della verità, per dare certezze a chi non c'è più e soprattutto a chi rimane. Sì, la magistratura ha già avviato le sue attività investigative ricognitive, alcuni iscritti nel registro degli indagati, anche se chiaramente è prematuro. Ci sarà il tempo, l'amministrazione come sempre a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine, perché recuperiamo i nostri 3 concittadini, vediamo di chiudere questa tragica maglia e poi avremo tempo per verificare le responsabilità. Sono 3 le persone indagate, si indaga per omicidio colposo plurimo, si tratta di Alessandro Panarello, Pasquale Dalì e l'ingegnere Pietro Leone, tra l'altro parente di una delle vittime. Se non ci sono domande, Desiree, io ti restituisco la linea. Grazie Tonino, torneremo naturalmente ad aggiornarvi sulla vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto andiamo avanti, arrestato il presunto autore dell'accoltellamento che ha ridotto in fin di vita un 17enne agrigentino e un 26enne gambiano che sostiene di essersi difeso dopo un'aggressione. Il servizio di Davide Sardo. Sangue sull'asfalto, sangue anche sulla fiancata di un'auto parcheggiata accanto alla locale dove è scoppiata la violenta rissa. Tracce che raccontano la ferocia di una notte finita nel sangue. Un giovane agrigentino, 17enne, è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito con una coltellata. Per il ferimento i carabinieri hanno arrestato un 26enne originario del Gambia ma residente da tempo ad Agrigento. Lavora come giardiniere ed è conosciuto in città. Dopo il fermo ha scelto di collaborare con gli investigatori ed ha fornito la sua ricostruzione dei fatti. L'indagato sostiene di essere stato accerchiato, insultato e picchiato da un gruppo di ragazzi con i quali avrebbe avuto vecchi contrasti. Tutto sarebbe accaduto nei pressi di Piazzale Giglia mentre si trovava insieme alla fidanzata. Secondo il suo racconto, durante l'aggressione sarebbero comparsi anche una pistola e un coltello. In quei momenti, dice, avrebbe reagito per difendersi. Nelle ultime ore i carabinieri hanno perquisito l'abitazione del 26enne alla ricerca del coltello usato per colpire il ragazzo. L'arma però non è stata ancora trovata. Le indagini proseguono. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per chiarire ogni fase della rissa e accertare con precisione le responsabilità di quella drammatica notte. E a Messina un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato il fratello 71enne al culmine di una lite. I due si erano incontrati per strada e avevano iniziato a discutere di questioni familiari. I carabinieri lo hanno poi rintracciato nell'ospedale dove era stato trasportato il fratello per essere medicato. L'uomo è stato posto ai domiciliari con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali. Ma cambiamo adesso argomento, è la prima domenica d'agosto, dalle prime ore della mattina migliaia di persone hanno raggiunto le località balneari, complice il bel tempo e la voglia di staccare dalla routine. Tra sole, bagni e chiacchiere sotto l'ombrellone il clima che si respira è decisamente di vacanza. Veronica Barbarino. Cominciano le ferie quando torno al mio paese. Spiagge affollate, ombrelloni aperti e tanta voglia di lasciarsi alle spalle la routine. Agosto entra nel vivo e per molti è finalmente arrivato il momento delle vacanze. Sulle sedie quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene. C'è chi ha scelto il mare, chi si sposterà verso il fresco della montagna e chi invece dovrà aspettare ancora qualche settimana prima delle ferie. Qui a Marina abbiamo cambiato tappa. Noi siamo della provincia di Catania, andiamo sempre a Taormina, stavolta qui a Marina. Agosto staremo a Ferla, nel mio paesino di montagna, al fresco. Ci godiamo la spiaggia, il mare che è uno dei più belli d'Italia. Le ferie dopo Ferragosto.
Ho fatto già 1 mese e mezzo, 2 mesi di mare, quindi non vedo l'ora di ritornare a Ragusa. Tra un tuffo, una tintarella e una passeggiata sul bagnasciuga, sotto gli ombrelloni non mancano le chiacchiere estive. Le chiacchiere di genitori con figli preadolescenti, adolescenti, quindi puoi immaginare, lascio a voi l'immaginazione. I capelli, tra donne e i capelli, come fare a gestire i capelli in estate, il sole, il colore. L'estate ha ancora tanto da regalare, non resta che augurare quindi buone vacanze a tutti. E torna anche il grande caldo e con esso riecco gli allarmi. Bollino rosso per ondate di calore in 2 capoluoghi siciliani e il rischio incendi diffuso nell'intera isola. Maglio viola. Il rischio incendi e ondate di calore è tornato. Fra il 2 e il 3 agosto nel paese 23 città sono a rischio e 2 di queste sono in Sicilia, Palermo e Catania. Il bollettino della Protezione Civile parla chiaro, bollino rosso in entrambe le giornate. Sia a Palermo che a Catania temperature percepite di 38 gradi sia domenica che lunedì. A Messina va un poco meglio ma appena un poco, 38 gradi prima, 37 poi, cosa che fa scendere il livello di allerta da rosso ad arancione perché il caldo non è perdurante oltre le 24 ore. A Palermo, come ormai abitudine, inoltre stop totale alle carrozze trainate da cavalli per le 2 giornate. Sul fronte del rischio incendi la situazione resta altrettanto delicata, sebbene la pericolosità stimata dai modelli meteorologici sia classificata come media in 8 province e bassa nella sola provincia di Ragusa, la Protezione Civile siciliana ha dichiarato lo stato di preallerta su tutto il territorio isolano. Dal punto di vista meteorologico sono previste precipitazioni isolate o assenti, limitate a possibili rovesci pomeridiani solo sulle zone interne della Sicilia orientale, accompagnate da venti deboli e variabili. E adesso parliamo di una bella iniziativa, una piscina privata aperta a tutti, un modo per dare la possibilità di divertirsi anche a chi non può permettersi di andare al mare. E appunto è l'iniziativa di una famiglia di Noto nel Siracusano che accoglie tutti per una giornata di relax in compagnia. Francesco Aloi. Il telefono squilla, dall'altra parte c'è qualcuno che chiede di venire qui, in piscina. Noi siamo qui, quando volete, a disposizione. Il proprietario è lui, Salvo. Con la sua famiglia ha deciso di metterla a disposizione per chi non può permettersi una giornata al mare. Qui siamo a pochi minuti dal centro di Noto. Purtroppo al giorno d'oggi c'è tanta gente che non arriva a fine mese. Le mie piscine sono qua, i motori sono sempre accesi. Quindi se vengono persone non mi cambia niente perché non è che li devo prendere a spalla, portarli qua, quindi sono liberi di venire tutti quelli che vogliono a passare una giornata con noi. Con questo caldo e soprattutto con i rincari sul carburante, un tuffo in piscina è un regalo che in molti stanno apprezzando. Una cosa molto molto bella che oltre a scriverci i bambini, i genitori che vogliono venire qua, ci scrivono anche tante mamme, tante persone che vogliono tra virgolette aiutarci portando dolci, facendo ciambelle, portando gelati. Ma Salvo tiene molto alla privacy di chi viene qui. Tutto nella riservatezza al 110%, ci scrivono in privato, noi diciamo dove siamo, li facciamo venire qua. Un'iniziativa che potrebbe diventare un modello da seguire. Piscina gratis per tutti. A spasso per Catania incontriamo tanti turisti che restano affascinati dalla bellezza dei monumenti. In questa prima domenica d'agosto i musei regionali aperti e gratis. Una turista napoletana nel Teatro Romano ha detto bello come Pompei. Sentiamo Giusy Lazzara. Prima domenica d'agosto in giro per Catania incontriamo tanti turisti che sfidano caldo e afa per visitare monumenti e siti che raccontano la storia di questa città. L'architettura, gli edifici e il barocco è tutto molto bello. Sono stata ieri sull'Etna. Mi piace Piazza Duomo, vicino alla pescheria, e il mare è piacevole. C'è chi vive a Francoforte, ma radici tutte siciliane. Le persone vengono volentieri, sono molto felici quando gli dici io sono siciliana, bellissimo, io sono stata qua. A spasso per il centro storico a Piazza Dante, il complesso dei Benedettini con la chiesa di San Nicola sotto il sole riflettono una luce speciale. Stupenda venire su da Via dei Crociferi e arrivare qua, vedere
tutta la storia della festa di Sant'Agata e come si chiamano, i candelabri, bellissimo. E come ogni prima domenica del mese anche a Catania, musei regionali aperti e gratuiti. Entriamo nel Teatro Romano. Ci sono parecchie, concordanze con Napoli e i suoi dintorni, anche semplicemente questo meraviglioso anfiteatro che ricorda molto quello di Pompei. E dire che questo non è il periodo di massima affluenza. Il concetto di alta stagione nel turismo da noi funziona nei mesi che vanno da aprile fino a giugno. Il picco lo raggiungiamo nella prima metà di giugno, poi tutto rallenta, si ferma per ricominciare fra settembre e ottobre, da fine agosto in realtà, quando ricomincia il turismo straniero, quello di gruppi, quello organizzato, quello che in realtà fa i numeri. In vacanza anche le famiglie con bambini, un'occasione in più per conoscere le bellezze senza tempo. Ritorniamo per un attimo alla cronaca perché la polizia ha arrestato 2 catanesi per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo nel quartiere San Giovanni Galermo gli agenti hanno individuato una postazione di spaccio in via Capopassero organizzata come un drive-in. Uno dei pusher era pronto per ricevere il denaro dagli acquirenti a bordo di veicoli, mentre il complice, posizionato sul terrazzo di uno stabile, riforniva la postazione facendo scendere e risalire 2 borselli legati ad una fune. E ad Acireale un uomo di 33 anni è stato posto agli arresti domiciliari con il dispositivo del controllo elettronico perché sospettato di atti persecutori, violazione di domicilio e lesioni personali aggravati ai danni della sua ex compagna. Il procedimento arriva a seguito di un intervento effettuato nella notte del 24 giugno presso l'abitazione di una donna di 30 anni legata sentimentalmente all'indagato. Dagli elementi raccolti sarebbe emerso come l'uomo, nonostante la fine della relazione, avrebbe continuato a presentarsi presso l'abitazione dell'ex compagna e l'avrebbe anche pedinata. La situazione sarebbe poi degenerata quando il 33enne avrebbe aggredito la donna. Uno sguardo alla politica, rischio caos alle prossime elezioni amministrative, lo denuncia il Movimento per l'Autonomia, tornando sulla vicenda del sindaco di Serra di Falco in carica nonostante la legge regionale lo vieti. Per lui è pronto il provvedimento di decadenza, ma la regione prende tempo. Lo scontro sale di tono e 20 sindaci si schierano con il ribelle, il servizio di Maglio Viola. È ancora in carica il sindaco ribelle e adesso la vicenda diventa un vero e proprio scontro di natura politica, non solo tecnico-giuridica. Leonardo Burgio, primo cittadino di Serra di Falco, è stato eletto per un 3° mandato, nonostante la legge regionale disponga che se ne possano svolgere non più di 2 consecutivi. Il sindaco leghista, però, forte della legge nazionale che invece lo permette nel resto del paese e di una sentenza della Corte Costituzionale che però riguarda il Friuli Venezia Giulia, resta saldamente ancorato alla poltrona con il supporto dell'intero Consiglio Comunale. L'assessorato regionale alle autonomie locali lo aveva diffidato ed invitato a dimettersi e ora è pronto il provvedimento di revoca, ma la regione ancora prende tempo. Tocca al Movimento per l'Autonomia adesso lanciare l'allarme e invitare il presidente Schifani a firmare il provvedimento di rimozione. La posta in gioco non è il solo comune di Serra di Falco, si legge in una nota autonomista, ma la tenuta dell'intero sistema elettorale siciliano. Nella prossima primavera, infatti, decine di sindaci si troveranno nella medesima condizione e se ciascuno decidesse di invocare gli stessi argomenti alla luce del precedente di Serra di Falco, si rischierebbe una giungla istituzionale in cui ciascuno decide per sé quale legge applicare, con un contenzioso elettorale destinato a paralizzare decine di comuni. Ma agli autonomisti risponde un appello di una ventina di sindaci ed ex sindaci, non solo leghisti, per i quali la nota degli autonomisti è una presa in giro nei confronti dei cittadini. La questione va risolta nelle sedi giuridiche opportune e rimuovere un sindaco con un escamotage non è tollerabile. Sindaci ed ex sindaci di tutta la Sicilia, fra cui anche Silvio Cuffaro, annunciano di essere pronti a sostenere Burgio anche nelle sedi giuridiche opportune. E adesso la musica, oltre 30 anni di carriera, un sound inconfondibile, un'energia che continua a conquistare il pubblico. A Brucoli, nel Siracusano, i Dirotta su Cuba hanno regalato una grande serata. Marco Carli. Più di 30 anni di musica, un repertorio che ha segnato il funk italiano e una presenza scenica che resta travolgente. I Dirotta su Cuba sono stati tra i grandi protagonisti del Mangias Mosaic Festival in corso a Brucoli nel Siracusano.
Grande sound e grande groove come da caratteristica del gruppo, a guidare la serata dal palco Simona Bencini, storica voce della band. Dentro i sogni tuoi, ai profumi che addosso hai. Al centro della serata tutta l'energia del gruppo con una scaletta ricca di brani diventati nel tempo veri e propri evergreen, come Gelosia, i cui temi, declinati all'epoca nel tipico stile dei Dirotta su Cuba, restano attuali. Gelosia, è come fantasia, mi perdi fantasia, non ti fa più dormire. Al tempo non l'avevo valutata da questo punto di vista, invece oggi anche, ahimè, con tutti i vari casi, insomma, anche di femminicidio, di situazioni insomma pesanti dal punto di vista insomma per noi donne, io sto raccontando la storia di uno stalker. Un live intenso che ha confermato ancora una volta la forza dei Dirotta su Cuba dal vivo e il loro legame con il pubblico. E adesso una pausa, tra poco con il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, Palermo in partenza verso l'Australia per la tournée di agosto, in programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus, intanto osti dice no agli olandesi della Z Alkmaar per Ranocchia, il servizio di Marco Gullà. Chiuso il sipario sul ritiro alpino di Santa Cristina Val Gardena, per il Palermo di Inzaghi è già tempo di allacciare le cinture verso un'altra avventura. La truppa rosanero in queste ore spicchierà il volo alla volta dell'Australia. Il programma della tournée australiana si preannuncia significativo. Il primo impegno, segnato in rosso sul calendario, è per il 7 agosto, quando andrà in scena la gara contro il Melbourne City, sfida tra consorelle del City Football Group, con in palio l'Anglo Palermitan Trophy. Il momento clou della spedizione arriverà però l'11 agosto, quando all'interno della manifestazione internazionale calcio italiano, che vedrà impegnate anche Milan e Inter, i ragazzi di Inzaghi incroceranno la Juventus. Sul mercato, dopo l'arrivo di Dominic Vavassori, il DS Osti lavora anche per un'alternativa a Poyampalo, tutto legato anche alla permanenza o no di Jérémy Ledoiron, ma sull'attaccante francese al momento c'è scarso interesse da parte di altre società. Il mercato del Palermo non riguarda soltanto gli acquisti. Dall'estero è arrivato un forte interesse per Filippo Ranocchia, finito nel mirino della Z Alkmaar. Il club olandese avrebbe presentato un'importante offerta alla società rosanero per assicurarsi il centrocampista, una proposta che almeno per il momento non ha scalfito la posizione del Palermo. La dirigenza siciliana infatti considera Ranocchia uno dei punti fermi della squadra e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene. Serie C, parliamo del Catania, test positivo a Norcia con il Ravenna, i rossazzurri vincono 3-2 e si proiettano alla settimana che porterà alla prima sfida ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. Marco Carli. L'omaggio al grande Franco Baresi, al minuto 6 il numero della sua maglia, nel test fra il Catania e il Ravenna di Norcia, il momento del ricordo. Poi sono arrivati i primi gol del ritiro umbro, l'evoluzione delle idee tattiche di Longo davanti ai tifosi che chiedono di riportare a casa il vecchio logo. Il tecnico etneo, con Ravenna di Mandorlini, ha schierato i suoi col 4-3-3 nel primo tempo, Pagliai e Donnarumma sugli esterni, Menez da mezzala e davanti Lunetta, Leonardi e Cicerelli. Sono stati i romagnoli ad andare in vantaggio con Spini. Il Catania ha pareggiato con Corbari, a suo agio nel ruolo di mezzala pura, e bravo a sfruttare la grande progressione sulla destra di Lunetta. Nel secondo tempo Longo, che a breve potrà contare su Perrotta, un anno di contratto per lui con opzione per il secondo, cambia interpreti. Davanti ci sono Rolfini e Caturano con ai lati Liguori e Bruzzaniti. Il primo va in rete per il 2-1 su cross di Raimo, mentre i due esterni confezionano il gol del 3-1, assist dell'ex Pineto e rete del nuovo arrivato Liguori. Il Ravenna accorcia con Orellana, ma le sensazioni per Longo sono buone. Sabato l'esordio ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. E adesso parliamo del calcio a 5, la Meta Catania piazza uno dei colpi più prestigiosi del mercato europeo e regala ai propri tifosi un autentico fuoriclasse. Il club rossazzurro ha annunciato l'ingaggio di Rafael Nogueira de Silva,
brasiliano proveniente dal Barcellona, uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Un arrivo importantissimo che certifica una volta di più l'importanza del club catanese a livello internazionale. E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. TG Sicilia torna alle ore 20. Grazie per averci seguito e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.